Risparmia con il sole da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri è tuo a soli 790 euro chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi, birra Peroni 66 CL a 99 centesimi, Biopresto liquido 35 lavaggi a 3,89 euro, cornetto Algida 6 pezzi a 3,79 centesimi. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastro. Oggi partiamo con un importante intervento di ripristino dei luoghi avvenuto nei giorni scorsi a Fogiglioni, nel Lido di Orrì, dove un gruppo di volontari ha ripulito gli scogli sfregiati qualche settimana fa da un gruppo di vandali. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso contributo di Giorgio Falchi, responsabile regionale dell'associazione di volontariato SOS Metal Detector, che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Federica. Buongiorno Giorgio, allora insieme a un gruppo di persone, ora ci racconterai, avete fortunatamente riportato a quello iniziale. Esatto, gli scogli a Fogiglioni. Ci racconta dell'iniziativa? Sì, niente, visto l'operato di questa mano vandalica, ci siamo messi un po' la mano sulla coscienza come gruppo SOS, ma anche come soci di Legambiente, perché noi siamo anche soci storici di Legambiente, e abbiamo quindi preso contatto con la ditta Il Sabbiatore di Cagliari, e coordinandoci appunto con Riccardo Falchi, che sarebbe il delegato all'ambiente del comune di Tortolì, insieme agli assessori Niedu e Magia, abbiamo dato corso al ripristino appunto di questo scempio, utilizzando naturalmente prodotti naturali quali le sabbie silicee presenti in loco, e a bassa pressione abbiamo rimosso la vernice che abbiamo anche recuperato, e poi abbiamo dato un nuovo splendore lavando appunto questi scogli che hanno ripreso la colorazione iniziale. Voi avete... Questo è stato... Prego. È stato, diciamo, la cosa più bella che ha riempito il cuore, perché poi siamo stati attorniati
anche da un insieme di turisti che si sono avvicinati curiosi nel capire che cosa stavamo facendo, e abbiamo chiaramente dato il lustro che spetta a quest'area, che tra l'altro poi è un'area SIC, quindi il sito di interesse comunitario che la Comunità Europea ci ha valorizzato, e poi chiaramente rientra tra le 8 spiagge che hanno vinto queste benedette 8 bandiere blu, che danno lustro al nostro comune, che tra l'altro è il secondo a livello regionale per titoli. Questo è quello che abbiamo fatto. Giorgio, noi vi ringraziamo per quello che avete fatto, un gesto volontario, ricordiamolo. Ci spiega, perché stavamo vedendo le immagini, che tecnica avete usato per ripulirlo? Allora, praticamente si tratta di una sabbiatura a bassa pressione con sabbia silicea, in modo appunto da non lesionare o comunque distruggere la porosità della roccia in granito. E poi dopodiché abbiamo fatto un lavaggio con un'essiccatura appunto per consolidare la superficie, in modo che la stessa riprendesse la colorazione iniziale o comunque della parte di scoglio non vandalizzata. Questa è stata una tecnica a basso impatto ambientale, che tra l'altro poi Francesco Serra, che è il titolare della ditta, era anche colui che ha fatto il ripristino del Carabidio l'estate scorsa sul comune di Baunè, dove anche là una mano vandalica aveva ben visto di imbrattare uno scoglio bellissimo, che era appunto quello di Carabidio. Noi abbiamo cercato di, come associazione SOS e anche Legambiente, ha come scopo sociale proprio quello di valorizzare e tutelare l'ambiente, segnalando tempestivamente quelli che sono appunto i danni che vanno a ledere appunto il patrimonio pubblico naturalistico. E poi purtroppo erano anche diversi scogli, abbiamo visto dalle immagini, cioè hanno deturpato con questo spray veramente un'area molto vasta. Sì, praticamente facendo due conti anche dal punto di vista perché li abbiamo misurati, la scritta più grande aveva dimensioni 3,50 m per 2,20 m e andava a interessare più scogli, di cui uno a vista che si vedeva chiaramente da tutta la spiaggia di Fogelioni, e poi c'erano 3 scogli invece in mezzo, sul piccolo promontorio che ci abbiamo, dove praticamente a platea hanno scritto questi messaggi, che poi tra l'altro fanno anche ridere, perché sono dei messaggi contro quella che è l'agenda 2030, cioè sulle impattazioni ambientali e sulle emissioni in atmosfera, e contro la Lorenzin, che appunto che è la legge nazionale che va a recepire questa normativa internazionale. Quindi diciamo che più che forse volevano dare un messaggio politico, ma non diamo tanta visibilità a questo, perché non ha veramente senso. Veramente un gesto incomprensibile. Grazie Giorgio, grazie a tutti voi per il vostro intervento, per avere... Grazie, se posso spezzare una lancia alla mia associazione, noi facciamo anche un servizio di volontariato, che aiutiamo le persone che smarriscono gli oggetti, quindi siamo a disposizione, potete contattarci, quindi poter usufruire del nostro servizio, che è gratuito. Benissimo, grazie mille Giorgio. Grazie, buon lavoro. Grazie ancora. Ciao. Ecco, abbiamo sentito il responsabile dell'associazione SOS Metal Detector, che si è occupata di ripristinare i luoghi e gli scogli sfregiati da alcuni vandali. Erano presenti anche alcuni esponenti dell'amministrazione comunale durante l'intervento, il consigliere con delega all'ambiente Riccardo Falchi, gli assessori Fausto Manger e Vincenzo Uniedo. Infatti l'amministrazione ha espresso profonda gratitudine ai volontari per l'impegno nella tutela del patrimonio ambientale e per l'esemplare dimostrazione di senso civico offerto alla comunità. Cambiamo argomento ora, passiamo a Baristardo, che nei giorni scorsi ha inaugurato la sua litoranea ecosostenibile, detta anche litoranea green, 1,5 chilometri dalla torre a Bucca e Strumpu, di nuova pavimentazione realizzata con tecniche all'avanguardia ed ecosostenibili, con area pedonale e pista ciclabile. Al taglio del nastro, insieme al sindaco Ivan Mameli e all'amministrazione, c'era anche la presidente della regione Alessandra Todde, l'assessore al turismo Franco Cucureddu
e varie autorità e tanti cittadini. I primi ad attraversare questa litoranea sono stati un gruppo di ciclisti dell'associazione Park Bike Barissardo, un progetto studiato nei dettagli e messo in opera con tecniche innovative a tutela dell'ambiente grazie a un finanziamento ottenuto del comune di oltre 2,5 milioni di euro. Si tratta di una riqualificazione che si inserisce in un contesto ambientale sensibile, lo rispetta la pineta presente, ne risalta i tratti caratteristici dando spazio anche alla mobilità sostenibile. Per questo progetto è arrivato anche il plauso della presidente Alessandra Todde. Sentiamo l'intervista. È importantissimo vedere che Barissardo sta progettando un'innovazione e anche il fatto di poter avere un'opera di questo genere sulla litoranea che rispetta la pineta, che è un bene fondamentale. Barissardo è bandiera blu 2024, quindi è importante far capire come l'impatto deve essere sostenibile. E questa è un'opera sostenibile, dà la possibilità di accedere ordinatamente alle spiagge, di fare in modo che la cittadinanza, i bambini che abbiamo appena visto e anche i turisti possano fruire di tanta bellezza in modo conservativo anche per le prossime generazioni. Lei ha fatto i complimenti prima all'amministrazione perché è una delle amministrazioni che ha saputo sfruttare gli investimenti e non è da tutti, l'ha sottolineato. Sì, la cosa che è veramente stata importante è che è un'amministrazione progettuale. Sono molto bravi a avere una visione della comunità, del tipo di progetti che vogliono ottenere e sanno bene come ottenere i fondi e anche come chiederli. Io devo dire che è stata molto contenta di aver potuto lavorare col sindaco, con la sua giunta, con i suoi assessori, i suoi tecnici e veramente poter vedere anche in concreto dove vengono spese le risorse è una grandissima soddisfazione. Ecco, abbiamo sentito la Presidente della Regione Alessandra Todde su questo importante intervento a Barissardo. Il sindaco Ivan Mameli ha definito la giornata una giornata di festa, quella dell'inaugurazione. Sentiamo l'intervista anche del sindaco Mameli. È una giornata che abbiamo voluto condividere con l'amministrazione regionale, con la cittadinanza, con tutti quelli che ci hanno dato una mano. È una strada questa, ma non è solo una strada, è molto di più, è mobilità sostenibile, è salute, sono spazi dedicati allo sport, è il rispetto dell'ambiente, insomma tanto di quel turismo sostenibile che noi da anni stiamo portando avanti e ora iniziano a vedersi dei risultati. Ecco il sindaco Mameli. Chiudiamo ora, andiamo avanti invece il notiziario spostandoci a Tortolì perché nei giorni scorsi, sabato pomeriggio, c'è stato un importante raduno, quello degli harleisti. Oltre 100 moto, 100 Harley Davidson si sono radunate per i 25 anni del club Quattro Mori Chapter Sardegna. Easy Riders da tutta Italia sulle loro fiammanti moto, partiti al mattino da Cagliari e sono arrivati nel pomeriggio in Ogliastra, hanno sfilato nel corso Umberto, per l'occasione aperto per il passaggio, e viale Monsignor Virgilio fino ad arrivare al Saraceno, dove hanno fatto tappa. E hanno partecipato club motociclistici da tutto lo stivale con i loro distintivi giubbotti di pelle e bandiere personalizzate per celebrare l'orgoglio di appartenere alla grande famiglia degli harleisti, uomini e donne di tutte le età. La Quattro Mori fa parte del mondo OG, il club motociclistico di respiro mondiale sponsorizzato dalla Harley Davidson, che coinvolge milioni di soci in tutto il pianeta. Roberto Pilloni, cagliaritano, presidente del club Quattro Mori Chapter Sardegna, è emozionato per questi 25 anni di storia. Siamo al quarto di secolo del nostro gruppo, ha raccontato, per noi è divertimento, condivisione, sorrisi, nello spirito di una grande famiglia. Andiamo avanti ora, restiamo su Tortolì con una appassionata ed emozionante rappresentazione teatrale. Gli alunni della prima A dell'Istituto Comprensivo numero 2 di Monteatto, diretto da Alessandra Masi, hanno fatto rivivere uno dei luoghi simbolo della comunità, la Torre di San Gemigliano, con lo spettacolo La Torre racconta, le custodi del mare e l'alcaide fantasma. Hanno portato in scena questo spettacolo che è stato un viaggio attraverso la storia e la memoria.
memoria. Un percorso di preparazione intenso durato diversi mesi, durante il quale gli studenti hanno partecipato a prove teatrali, laboratori, attività di ricerca storica e creativa. Lo spettacolo, che è stato portato in scena al Teatro San Francesco, ha unito storia, leggenda, mistero e creatività, regalando al numeroso pubblico presente un'esperienza davvero emozionante. L'evento è stato curato dalla coordinatrice Scilla Contu, la regia di Antonio Ghironi, la consulenza storica di Gianluisa Carracoi. A dare un prezioso contributo gli studenti della quarta D del liceo scientifico. Hanno partecipato anche le classi prima C e prima B del comprensivo 1, che hanno presentato i plastici della torre realizzati nell'ambito di un progetto guidato dalla docente Laura Lavra. L'iniziativa nel complesso rientra nell'ambito del progetto La Torre dei Desideri, promossa dal Comune e dal CEAS. Infatti in sala era presente anche il sindaco Ladu, l'assessora Murru, i consiglieri Falchi e la responsabile del CEAS Donatella Conto. Un momento significativo di collaborazione tra studenti, docenti, istituzioni e famiglie, con i ragazzi veri protagonisti. A dirlo la docente Emanuela Lai, referente del progetto per la scuola per l'Istituto Comprensivo 2 Monte Attu. Chiudiamo il notiziario con un evento, Miro incontra Maria Lai, il fascino della sorpresa, una proiezione speciale del film d'animazione Mironins dedicata alle scuole, il 4 e il 5 giugno al Museo Kamuk di Ulassai. Nell'ambito della mostra appunto Miro incontra Maria Lai si terrà questa proiezione speciale. L'evento si terrà al Museo Kamuk in via Garibaldi 49 e rappresenta un'occasione speciale per immergersi nell'universo immaginifico e poetico di Jean Miro attraverso una narrazione visiva che affascina i più piccoli e li invita a scoprire l'arte come gioco e meraviglia. Ispirato alle opere del maestro catalano, Mironins trasforma forme e colori in personaggi vivaci, offrendo un'esperienza coinvolgente e stimolante attraverso il cinema d'animazione. La proiezione il 4-5 giugno alle 10 è dedicata ai più piccoli. Chiudiamo così il nostro notiziario, ma torniamo come sempre domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.